Ciao ragazzi, io sono Vincent. Ed io sono Paolo e noi siamo i Pros. Il progetto nasce nel 2014, noi già ci conoscevamo prima, abbiamo suonato in diverse feste, situazioni, abbiamo anche degli amici in comune che era un po' di tempo che ci dicevano dai fate qualcosa insieme, provate a collaborare. Avevamo dei precedenti progetti noi, Francesco aveva un progetto più sull'electro, io facevo già techno che è il nostro genere. Abbiamo detto perché non proviamo a fare qualcosa insieme, ce lo stanno dicendo in tanti. Abbiamo detto dai proviamo, iniziamo. Fine dell'estate ci siamo trovati, abbiamo incominciato ad andare in studio. Sì, tutto alla fine è nato un po' per gioco, no? È stato un esperimento, provare a unire due mondi che comunque erano diversi, avevano esperienze diverse, ma appunto c'era la volontà e la voglia di provare io qualcosa di nuovo, seppur comunque avevo sempre bazzicato nel mondo della techno, comunque della musica elettronica. E lui probabilmente anche di fare qualcosa di diverso, perché magari affrontare più un percorso di produzioni, un percorso di creazione proprio musicale, che era il campo nel quale io comunque già da anni lavoravo abbastanza, insomma, no? Produciamo, mixiamo e veniamo riconosciuti nel genere techno. È chiaro che dire techno si apre un mondo, è un genere pieno di sottogeneri. Chiaramente il nostro stile, il nostro sound è influenzato da un po' le nostre passioni musicali e le nostre precedenti esperienze sul campo. Veniamo da due mondi totalmente diversi. Sicuramente ci accomuna la passione per l'underground in generale, però diciamo che nei nostri pezzi e nelle nostre produzioni si possono sentire davvero delle influenze che vengono da più mondi. Sì, come diceva Paolo, noi veniamo appunto da esperienze diverse. Io prima sono passato per gli anni dell'electro, ho fatto future house, ho fatto glitch hop, ho fatto dubstep, insomma mi sono sempre sperimentato e confrontato con generi diversi, e di conseguenza unire un po' quello che era il mio mondo e quello che era invece il mondo più techno, prettamente roots di Paolo, insomma è stata una bella sfida, divertente anche sicuramente come esperimento. Io suono anche la batteria, quindi sai, nei nostri pezzi c'è tanta ricerca ritmica, tanto groove come si suol dire. Sì, bassi belli ciccioni, potenti, insomma roba molto danzereccia, ecco. Sì, io seguo tutta la parte del live, seguo tutta la questione della selezione musicale, non solo per quando si va a suonare, ma ogni mese stilo una classifica un po' di brani che ci piacciono di più, che condividiamo anche con gli altri artisti un po' nel mondo techno. E chiaramente abbiamo detto sinergia totale, siamo, come ha detto lui, due persone diversissime, abbiamo anche delle età un po' diverse perché abbiamo qualche anno anche di differenza, ma comunque questo veramente ci porta a fare un salto di qualità migliore, perché poi tutti e due condividiamo quello che facciamo, ci diamo consigli. Io ero un po' perplesso, no? Perché ero legato comunque a dei ricordi di techno degli anni 90, metà 90, quindi una techno molto veloce, molto più aggressiva di quanto in realtà noi non facciamo, e insomma quella che piace a noi, ecco. Quindi mi sono davvero reso conto che nel tempo si è attraversato anche lì svariati generi, correnti o filoni o sottofiloni, sempre all'interno del macro sistema techno. Pulse ci ha dato la possibilità di poter suonare ed esibirci in capitali europee quali Amsterdam e Berlino per più volte, che sono la culla della musica elettronica e soprattutto della techno, cioè di quello che esatto, insieme a Londra e qualche altro luogo sono dei posti importanti per quello che facciamo, dove in passato vari generi si sono incontrati, hanno messo anche proprio le basi, quindi questa è una cosa molto bella, ci ha permesso anche di poter conoscere DJ e produttori di un certo tipo, club di un certo tipo, e quindi esperienze che ci hanno solo potuto aiutare a crescere il nostro background e la nostra cultura musicale, ma anche personale, perché alla fine poi si è andati a conoscere tante persone che comunque sempre qualcosa ti possono lasciare. Comunque sai, l'esperienza
all'estero ti dà sempre la possibilità di confrontarti e di venire a contatto con, come diceva Paolo, con delle realtà che non sono quella italiana, che purtroppo non vorrei fare della polemica. È stata un po' magra di consolazioni per noi rispetto all'estero, perché sì, più che altro in Italia manca un po' quella che è la scena vera e propria underground, ma anche quella vera e propria del club. Sì, eravamo la patria delle discoteche, adesso sono sparite e le situazioni che ci sono chiaramente danno spazio ai big, quelli già fermati famosi. C'è molto poco spazio per degli emergenti come possiamo essere noi. Beh, adesso abbiamo sicuramente un sacco di materiale in uscita, abbiamo molti dischi che durante il lockdown abbiamo avuto modo di concentrarci inevitabilmente su quella che è la nostra passione, quindi sulla musica. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo delle belle collaborazioni, dei bei remix, dei bei original, forse avremo addirittura un album, vediamo, rimaniamo sul vago, sì, al momento non è niente di confermato, ma insomma stiamo lavorando anche questo. Quindi ciao ragazzi, grazie, noi siamo i Pulse, ascoltate la nostra musica. Siamo su tutte le piattaforme streaming, seguite il nostro sito www.pulsemusic.com e per vedere un po' quello che facciamo ci sono i canali social che sono ben forniti e sempre aggiornati. Quindi un saluto a tutti, grazie.